Il Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente e la sicurezza energetica, Nucleo Operativo Ecologico di Palermo, con il supporto del personale del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo dell'area occupata dalla discarica di rifiuti non pericolosi sita in contrada Matarano di Siculiana, nostra provincia, e attualmente in gestione alla Catanzaro Costruzioni SRL, e dell'impianto in essa insistente emesso dal GIP del Tribunale di Agrigento su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento chiude una prima fase di indagini condotte a partire dall'anno 2018 dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Palermo, dirette dalla Procura della Repubblica di Agrigento, circa alcune irregolarità tecnico-amministrative dell'impianto e le conseguenti ricadute delle stesse sul territorio in termini di contaminazione del suolo, delle acque e di pregiudizio per l'ambiente e la salute pubblica. L'indagine, originata dalla raccolta e dall'ascolto delle plurime segnalazioni provenienti da privati, enti e istituzioni pubbliche e private, ha visto nell'anno 2019 l'esecuzione di una complessa attività di acquisizione documentale che si è svolta parallelamente al conferimento di un incarico di consulenza tecnica collegiale finalizzata al vaglio dello stato materiale e giuridico dell'impianto, della conformità degli stessi e delle relative autorizzazioni o concessioni alla normativa tecnica in materia degli effetti che si fossero eventualmente determinati. Gli accertamenti condotti hanno consegnato così un quadro preoccupante sotto i profili sia della regolarità amministrativa degli impianti stessi che della loro effettiva conformità alla normativa tecnica che ne regola la gestione, quanto sotto il profilo dell'impatto di detta operatività sul territorio in cui la discarica insiste, appunto parliamo di Siculiana, con limiti di contaminazione regolarmente e ampiamente superati, con emissioni laterali di biogas provenienti dalle vasche ormai chiuse, con l'emersione di indici di potenziale contaminazione delle acque sotterranee senza l'attivazione delle dovute procedure di rientro e di bonifica, con l'invasione dei terreni appartenenti al demanio dello Stato individuati nella Reggia Trazzera, Montallegro Raffadali e Montallegro Bivio Pietrarossa. Un precedente decreto di sequestro preventivo era stato emesso nel luglio del 2020 dal GIP presso il Tribunale di Agrigento su richiesta della Procura della Repubblica ed era stato annullato per un vizio di procedura a seguito di un ricorso al TAR del riesame nel successivo mese di settembre. L'indagine della Procura della Repubblica di Agrigento, anche all'esito del presente sequestro, prosegue con il Nucleo Operativo Ecologico di Palermo per accertare eventuali altri profili di illecità. La Procura assicura la massima attenzione ai profili di utilizzabilità residua dell'impianto della ditta Catanzaro, volta ad ovviare gli inevitabili disagi per la collettività derivanti dalla sua chiusura, nel pieno e integrale rispetto delle primarie esigenze di tutela ambientale.